Ho cercato di distribuire il carico di lavoro a tutti quei consiglieri che mi hanno supportato in questa tornata elettorale, con i quali equamente ci siamo distribuiti i carichi. Ho trovato riscontro positivo da subito e con la buona volontà, tanta volontà di mettersi al servizio del cittadino e a fianco degli enti comunali in questa nuova avventura, chiamiamola così. Il primo punto importante è questa variazione di bilancio per la scuola, è un punto importante. Sì, partiamo con una piccola grande nota positiva, perché è una variazione da 500 ai 27.000 euro che ci dà la possibilità di andare a intervenire laddove ci siano delle situazioni critiche. Purtroppo in qualche scuola della provincia c'è. Vorrei ricordare comunque che oltre il 70% delle scuole provinciali è a norma antisismica, non ci sono grosse criticità, ma qualche problemino da risolvere c'è e con questa variazione di bilancio andremo ad intervenire. Quale sarà il prossimo punto per il Presidente Marcon? Il prossimo passaggio: lavorare sullo statuto. Il rinnovo dello statuto è un obbligo al quale dobbiamo ottemperare entro 180 giorni dalla mia elezione e partiremo lì a lavorare sul nuovo statuto, creando lo strumento che ci dia l'opportunità di governare.